La fragilità è un valore, non una mancanza, perché ci rende meravigliosamente umani. Questo è quello che il comune di Rossano Veneto vuole trasmettere organizzando il Festival sulla fragilità dal lunedì 13 a domenica 19 marzo in Villa Cafo e nella palestra scolastica del paese. Fragilità intesa a 360 gradi. Chi non è mai stato fragile almeno una volta nella vita, chi non si sente fragile nella vita, credo che questo riguardi tutti. Poi la declinazione del fragile si allarga ad orizzonti che camminano accanto a noi, che ben conosciamo e che dobbiamo saper integrare nella quotidianità delle nostre azioni. Persone abili e disabili, attraverso musica, teatro, danza e letture a tema, animeranno il festival, trasformandolo in un festival delle belle arti. Inizieremo con un concerto dei Gypsy Trucks, un trio acustico che affronta il repertorio di Django Reinhardt, un chitarrista jazz manouche disabile. E poi inaugureremo nei locali della biblioteca una sezione di libri dedicata agli ipovedenti che ci è stata donata dalla Biblioteca Italiana degli Ipovedenti. E non si può non menzionare la pittura. Villa Cafo e la palestra scolastica saranno colorate dalla mostra di quadri di Maria Sole. Una donna con una sindrome genetica che ha portato a un ritardo psicomotorio e cognitivo, però attraverso attraverso la pittura è riuscita a far emergere una parte di sé, della sua fragilità.